Siamo con Gigi Fresco, tecnico e presidente della Virtus, un'annata anche quest'anno, Gigi, importante, 56 punti in classifica, playoff, ieri si è perso, però penso veramente una stagione positiva. No, annata favolosa con una squadra molto giovane, 11 giocatori che hanno esordito ma giocando con continuità, non i 10 minuti così, ripeto, la squadra più giovane d'Italia credo e anche quella che ha speso meno, perciò sono stati ragazzi favolosi. Eravamo già salvi noi, eravamo salvi a fine febbraio e a fine marzo eravamo ai playoff, perciò. Qualche numero, Gigi, tu hai fermato il Padova dopo 25 partite di imbattibilità e hai sconfitto l'unica squadra in Europa che non aveva mai perso nei professionisti. Mi batti nei numeri, quindi bravo, e poi hai fermato il Vicenza alla terzultima praticamente, facendo vincere, consegnando poi al Padova la vittoria. Due grandi imprese, Gigi. Insomma, noi le giochiamo tutte le partite, è chiaro che anche col Vicenza mi è dispiaciuto vedere poi magari anche i ragazzi loro così, però insomma il calcio è bello così, bisogna giocarle e noi abbiamo fatto il massimo anche perché dovevamo andare ai playoff fra l'altro. Gigi, tutti dicono il Gavagnino è un fortino, ma se guardo i numeri hai fatto molto bene fuori casa, perché dei 56 punti 26 li hai fatti in casa e ben 30 fuori casa. Sì, diciamo che sul campo un po' più grande magari andiamo meglio, dai. Gigi, per l'anno prossimo è sempre difficile migliorarsi, hai qualche idea, qualcosa per l'anno prossimo ancora di novità? Ma l'idea è sempre quella di prendere giocatori, delle scommesse, e giocatori di prospettiva e fare con quelli, diciamo, cercando sempre di inventare qualcosa, insomma, ecco. Io ti ringrazio per la presenza qui, perché la festa si chiama Dilettanti a chi? Tu sei un professionista ma hai il cuore ancora, e quindi essere vicino a noi questa sera, ti ringrazio ancora per la presenza. Grazie mille a voi.